In Veneto più di 7 ginecologi su 10 non praticano l'interruzione di gravidanza, sono obiettori di coscienza. 252 dei 352 professionisti che lavorano negli ospedali del Veneto scelgono l'obiezione di coscienza, non praticano l'aborto. A dirlo sono i dati forniti dalla regione stessa. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 23 gennaio 2023. La prima notizia del giorno riguarda uno tra i nodi più discussi e problematici della sanità regionale, quello dell'obiezione di coscienza da parte di medici, ginecologi, professionisti sanitari. Obiezione di coscienza rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza. Allora, la notizia sui quotidiani del gruppo GEDI: oltre 7 ginecologi su 10 non praticano l'aborto. Nel 2021 ci sono state in Veneto 4.086 interruzioni volontarie di gravidanza. A Mestre è praticata solo da un medico su 20 e a Padova da 6 su 22, questi i casi limite. I tempi d'attesa in Veneto per ottenere un'interruzione volontaria di gravidanza sono tra i più alti d'Italia. Nel 2020 sono state oltre le 3 settimane nel 20,3% dei casi, quindi insomma quello all'interruzione volontaria di gravidanza è un diritto costantemente messo in discussione, almeno nel territorio della nostra regione. E a fronte di questi dati presentati appunto oggi sui quotidiani del gruppo GEDI, ma si tratta dei dati ufficiali diramati e diffusi da parte della regione Veneto, ebbene questi dati sono stati accolti da una polemica politica, naturalmente. Sulle pagine sempre di quotidiani del gruppo GEDI di oggi ci sono le dichiarazioni dell'esponente del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che chiede alla regione di garantire il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza in ogni ospedale e torna a proporre che il rispetto della legge 194 incida proprio sulle valutazioni dei direttori generali della sanità. Insomma, quello dell'obiezione di coscienza è un diritto di ciascun medico, di ciascun professionista sanitario, ma è compito dell'ULSS, è compito dell'ospedale, quindi dei direttori generali appunto delle aziende sanitarie, quello di organizzare i reparti in modo tale che l'obiezione di coscienza dei singoli medici non vada poi a influire sulla reale esigibilità di un diritto delle donne, il diritto appunto a ottenere un'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi l'ULSS deve riorganizzare i propri reparti in modo che non ci siano reparti in cui ad esempio ci sono soltanto medici obiettori di coscienza o ce ne siano una percentuale tale da rendere appunto difficile, lungo il percorso per l'interruzione volontaria di gravidanza. Se così non avviene, propone Baldin, allora i responsabili di quelle ULSS, cioè i direttori generali, devono in qualche modo essere penalizzati, cioè deve trovare riscontro all'interno della valutazione dei direttori generali della sanità il rispetto o meno del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e anche dei tempi d'attesa che devono essere ragionevoli. Non può appunto accadere che ci vogliono 3 settimane addirittura per poter accedere appunto all'interruzione volontaria di gravidanza. Ricorda anche Baldin che in molti casi le donne sono costrette non solo ad aspettare ma anche a fare chilometri, decine di chilometri per rivolgersi appunto ad altre strutture, non quelle più vicine, nel caso in cui appunto vicino a casa abbiano un reparto dove appunto non si pratica l'interruzione volontaria di gravidanza perché tutti i medici sono obiettori. E qui c'è un altro dato: circa il 15% dei reparti di ginecologia e ostetricia della regione non pratica l'interruzione volontaria di gravidanza, quindi addirittura nel 15% dei reparti non è proprio possibile ottenere appunto l'interruzione volontaria di gravidanza e quindi le donne sono costrette a spostarsi appunto in altri territori della regione. Dall'altra parte
della barricata. Interviene la presidente della commissione sanità in consiglio regionale, Sonia Brescacin, leghista, che ricorda uno stanziamento da 56 milioni di euro per le famiglie e la natalità. Prosegue l'esperienza dello sportello famiglia, nel 2020 registrò oltre 38.000 utenti. Ecco, naturalmente un'iniziativa assolutamente interessante, che però non si capisce perché vada messa in contraddizione con il diritto della donna di appunto ottenere un'interruzione volontaria di gravidanza, diritto peraltro tutelato a livello normativo nel nostro paese. Per quanto riguarda il Veneto degli obiettori, ricordo 7 ginecologi su 10 non praticano l'interruzione volontaria di gravidanza in Veneto. Per oggi appunto è tutto, vedremo come proseguirà questa polemica politica, anche che si inserisce nel solco di un dibattito nazionale, naturalmente, con, lo abbiamo sentito in questi giorni, le proposte di legge aberranti di Fratelli d'Italia che vogliono equiparare il feto, o meglio addirittura l'embrione, a una persona giuridica, quindi a un essere umano dal punto di vista dei diritti, e questo come conseguenza diretta naturalmente ha il fatto di dire che la donna che pratica l'interruzione volontaria, che sceglie l'interruzione volontaria di gravidanza, naturalmente in questo caso in qualche modo verrebbe equiparata all'omicidio, ed è una cosa che non si può accettare fuori da ogni ragionevolezza e anche direi da ogni grazia di Dio. Ma allora proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, parliamo di Shoah, di giornata della memoria. Ieri a Venezia il ricordo si è mescolato alla politica e sono diventate un caso le parole dure, così scrive il Gazzettino, di Dario Calimani, presidente della comunità ebraica di Venezia, che alla Fenice, al Teatro alla Fenice, ieri mattina, appunto nel corso della cerimonia per il giorno della memoria, ha pronunciato un intervento ricco di preoccupazione ma anche con affondi nei confronti dell'attuale governo e della magistratura. La memoria dell'antisemitismo, ha detto il presidente della comunità ebraica veneziana, è purtroppo una memoria del presente, diffusissimo nei social, negli stadi, nelle aule colte delle università. Ciò che manca nei tardivi atti di riconoscimento, come nei discorsi dei nostri politici, è, accanto al nome di chi il male lo ha subito, anche il nome di chi il male lo ha inflitto. Manca il nome fascismo. E appunto qui c'è l'attacco a particolare esponenti di Fratelli d'Italia, nostalgici del fascismo tra le cariche dello Stato. Questa è l'espressione che ha usato Calimani, quindi memoria con polemica, titola il Gazzettino. Alla cerimonia di Venezia duro intervento del presidente della comunità ebraica. Calimani, senza citarlo, attacca la Russa, di qui c'è un altro virgolettato, con la passione per i busti di Mussolini. C'è la foto sui giornali di oggi appunto del sindaco Brugnaro commosso che dopo le parole di Calimani che gli bacia la mano, una foto che in qualche modo è anche suggestiva e d'impatto, sicuramente una forte carica emotiva. C'è anche Fratelli d'Italia che va in fibrillazione, ma poi la replica è soft, con il senatore di Fratelli d'Italia, appunto Speranzon, che parla di preoccupazioni del tutto immotivate. E allora noi proseguiamo con la nostra rassegna stampa e torniamo a parlare dei congressi della Lega, il partito più vecchio d'Italia, che appunto in questo periodo sta affrontando una turbolenta fase congressuale, per usare un eufemismo, spaccata naturalmente la Lega, diciamo, attorno al sostegno al suo segretario Matteo Salvini, da mesi ormai in una parabola discendente, ma ancora pare con una presa ben salda sul suo partito. È così ovunque, quasi ovunque, ma non a Belluno. A Belluno infatti De Bernardin, tale Andrea De Bernardin, vince il congresso provinciale battendo il candidato salviniano. Allora la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: Andrea De Bernardin è il nuovo segretario provinciale della Lega a Belluno. L'elezione è avvenuta ieri mattina. A guidare il partito sarà appunto De Bernardin, con un direttivo composto da 10 persone. In
interessante l'esito della votazione. Vince con 57 voti contro i 52 raccolti dall'altro candidato, Luciano D'Appian, appunto il candidato di riferimento della corrente salviniana, della corrente maggioritaria, quindi 57 a 52. Ed è lo stesso De Bernardin che dice: pensavo meglio, strane le nuove tessere, solo 5 voti di scarto, quindi dove vincono i candidati, diciamo, di rottura, quelli che non sostengono la corrente salviniana, vincono di poco, e c'è sempre questa denuncia di tesseramenti sospetti. Del resto si parla di numeri veramente ridotti, appunto 107 votanti in un congresso provinciale, ma questa appunto è la dimensione poi degli iscritti a quello che pure è il partito più vecchio d'Italia e che governa in Veneto da ormai 30 anni. La notizia comunque anche sul Gazzettino di oggi: Lega Congresso divisa, Belluno pareggia i conti, eletto De Bernardino appunto con 5 voti di scarto, Padova e Verona invece ai salviniani, Rovigo e appunto Belluno con Marcato, quindi con l'assessore regionale al commercio, Andrea Marcato, fedelissimo di Zaia. C'è attesa invece per il congresso di Treviso. Gli ultimi 3 appuntamenti sono previsti a febbraio. Per il congresso regionale invece deciderà lo stesso Salvini, la stessa segreteria nazionale, quando si svolgeranno. Marcato pare sia nel frattempo deciso a sfidare Alberto Stefani, attuale commissario regionale per la guida della Lega Veneta. Appunto si attende la data del congresso e vedremo come andrà a finire. Nel frattempo l'ultima notizia di oggi è una flash che troviamo sul Gazzettino, sarebbe una notizia curiosa se non fosse anche per certi aspetti inquietante. Leggiamo il titolo: lettera del comune alla defunta, lei non può più fare la scrutatrice. Mala burocrazia a Vigonza, così scrive il Gazzettino. Nel Padovano il sindaco prova a giustificarsi e parla di un'assurdità, ma vediamo cosa è successo nel comune di Vigonza, governato da una coalizione di centrodestra. In municipio qualcuno si è preoccupato di far sapere a una signora defunta un anno fa che non fa più parte dell'albo degli scrutatori perché per l'appunto è morta, e quando il vedovo ha aperto la lettera indirizzata alla moglie e ha letto cos'era scritto non credeva ai suoi occhi. Leggiamo sempre sul Gazzettino: le comunico che la commissione elettorale ha provveduto a cancellare la signoria vostra dall'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale per il seguente motivo: morte, distinti saluti. Insomma, una notizia paradossale. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.